Tasse, tariffe, oppressione fiscale, servizi scadenti, mobilitazione cittadina a Raffadali su iniziativa di un comitato spontaneo. Gli interventi alla videogiornale Davide Saglia. Bollette simbolicamente bruciate, dura contestazione verso l'amministrazione comunale. È stata questa la protesta che stamane si è svolta a Raffadali dinanzi al Palazzo di Città. Un'aspra rimostranza per lo più contro Tares e Girgenti Acque che è stata organizzata dall'altra Raffadali, comitato civico spontaneo che spiega così le proprie ragioni. In realtà questa Tares a Raffadali è stata applicata in maniera veloce da questa amministrazione per altri fini, per secondi fini, probabilmente per approvare un bilancio che serviva chissà per che cosa. Non si è aspettato che poi a ottobre lo stesso governo nazionale ha dato una circolare dicendo che era una tassa caotica e confusionale. Noi oggi chiedevamo il congelamento delle bollette Tares e chiedevamo anche una reale mappatura del territorio, cercando di distribuire in maniera equa la tassazione della Tares. Cittadino per cittadino, categoria merceologica per categoria merceologica. Contro Girgenti Acque invece, qual era la vostra protesta? Noi protestavamo non tanto contro l'allaccio dei contatori, perché Raffadali è un paese prossimo all'allaccio dei contatori, è giusto che chi consuma paga, però noi volevamo anche lì delle garanzie dal nostro sindaco, dove chiedevamo di sapere anticipatamente le tariffe che Girgenti Acque avrebbe applicato, residenziali, non residenziali e commerciali, e la possibilità e la certezza e la sicurezza di avere l'acqua continua per non pagare aria per acqua. Queste erano semplicemente le uniche richieste che il comitato cittadino chiedeva, ma anche questo è andato a finire a un comizio elettorale dove nessuna risposta ci è stata data neanche sulla Girgenti Acque. L'amministrazione, con in prima fila il sindaco Di Benedetto, non si è sottratta al confronto, un lungo confronto che è stato contestato e fischiato a più battute dai manifestanti presenti in piazza, ma l'amministrazione di Raffadali, controparte ed oggetto della protesta, replica così ai principali capi d'accusa che le sono stati mossi. Quelle ragioni che oggi abbiamo esplicitato, che il sindaco ha condensato in quel discorso interrotto continuamente, sono le ragioni che noi abbiamo palesato a questi commercianti, rispetto alle quali la rappresentanza dei commercianti, quando è venuta qua nei diversi incontri, non ha sollevato un minimo dubbio, non ha sollevato la minima perplessità, anzi ci hanno comunicato che avevano capito le nostre ragioni. Abbiamo portato al minimo le tariffe, tutte le tariffe commerciali. L'altro argomento su cui, diciamo così, volevano raggruppare folle oceaniche, non ci sono, o evidentemente sotto gli occhi di tutti riusciti, è il discorso di Girgenti Acque. Io vorrei fare una domanda a tutti coloro che erano in piazza stamattina a protestare contro i contatori, contro la paventata possibilità che a Raffadali si mettano i contatori. Io vorrei cominciare col fare una premessa e chiedere: ma chi le ha cedute le reti a Girgenti Acque? Io non conosco le ragioni di quella scelta, ma certamente che è stata una scelta scellerata e sotto gli occhi di tutti. Quindi io vedo positivamente questa manifestazione, però vedo anche, ecco, l'altro problema, che accanto alle tante persone che oggi erano presenti, che sinceramente, spontaneamente hanno fatto quel corteo per dialogare con l'amministrazione, vera chi quel corteo l'ha organizzato, l'ha diretto, non per risolvere i problemi che oggi attanagliano i commercianti di Raffadali, ma per buttare fango sull'amministrazione di Raffadali, dicendo cose false, cose che vengono smentite dalla realtà dei fatti, cose che vengono contraddette da quello che noi abbiamo documentato nelle varie riunioni con carte alla mano. Questo è quello che mi dispiace.